Si alza il sipario alla Belbotea Arena, l'esordio casalingo del team Giorgione di Capitan Ayoub Tilal, che oggi ospita in quello che è il big match della seconda giornata di campionato Girone B, Serie B, il futsal Bissuola. Agli ordini del trio trevigiano i signori Augusto Baruffi, Andrea Tasca e Crono Gianluca Figara di Treviso. Entrano le squadre in campo, maglia rossa bordata di bianco, il team Giorgione di mister Alemao, una maglia blu con le strisce gialle verticali invece per il futsal Bissuola di mister Nicola Paglianti, la voce del vostro Stefano Testoni con le immagini di Futsal Veneto TV. Il direttore di gara dà l'ok e poi dà il fischio che dà il via a questi primi 20 minuti fare della società Pattavina. Guido lì intanto ad alleggerire dietro per Stefani, che va a caricare il destro ad impegnare subito con il primo tiro. Finalmente attenzione, Tilal ha cercato un pallone in mezzo, finalmente indietro per Stefani, giro palla verso Senna che alza per Guidolin, che va a calciare al volo un pallone. Ben 10 assist per il portiere che ha un gran piede. Asai intanto seguiamo questo tiro e con il petto possiamo dire che non c'era alcun estremo per il rigore. Qui intanto cosa si è mangiato Ortolan? Entrare, scardinare, qui è bravo chi a rialzarsi, era caduto Chia, la giocata, il tiro, la traversa da un paio di legni, un paio di occasioni. Leo Senna il tiro fuori di poco, dietro per Tilal, lo scarico per Guidolin che si gira, Guidolin un sinistro, Tilal che si appoggia con Guidolin, Tilal sbuca al limite. Girone B di Serie B, Tenderini, l'imbucata, la palla smorzata, poi arriva tra le mani di Bastini per la formazione maladense, palla ottima in mezzo, si gira, la risposta di Bastini sulla girata di Brunetti, sicuramente da dire ai compagni, palla per Tenderini che si gira, il pallone sta lì, poi il gol del vantaggio firmato Futsal Bissuola con Alvise Tenderini che poi sembra quasi lanciare l'amo ai propri tifosi. Vicino punto di battuta ci sono un Alessio e Tenderini, il fischio del signor Baruffi, Tenderini tiro, il gol, il raddoppio di Alvise Tenderini che porta nel giro di 30 secondi sul 2-0 il futsal Bissuola. Lungo però direttamente tra le mani di, attenzione al tiro e la risposta tempestiva, corsa del numero 19 Leo Senna che va a calciare direttamente dove c'è Molin, poi Nalesso va via, protegge il pallone, si prende il tiro, impegna Bastini, lo tiene vivo Tilal per Senna e ancora Molin, Senna, il gol della riapre di Leo Senna. La prima Molin ha detto no, nella seconda anche se non ha usato il piede forte. Tolan, Asai tutto solo, Asai, cosa si è mangiato il Bissuola? Ortolan, guardato a vista da Chiara, Ortolan si accentra, Ortolan, il tiro direttamente addosso a Bastini, che era Ortolan si porta bene sul sinistro, il palo, a dire di no, poi il tiro, la recupera bene Stefani, Tenderini, il pallone per il capitano Meo e poi è bravissimo Leo Senna sul fondo che non riceve Ortolan, ancora da Nalesso che scarica un tiro fuori di poco. Qui bene il Bissuola con la rispostona di Bastini, con Asai per Ortolan sul fondo, il tiro e ancora Bastini, Guidolin verso De Generi, il tiro, passaggio sul secondo palo, il pallone, l'invito ora per Nalesso, golasso di Nalesso, la bordata, il missile terra-aria che si alza, nulla può qui il portiere Bastini, gran gol. Ortolan per Tenderini che alza un rigore in movimento, non ha sprecato questo tentativo, tanto Chia, la giocata e il numero. Palla per Ortolan, lo scambio, il tiro e Bastini chiude lo specchio della porta, lo rischia. Il pallone per Tenderini che gonfia la rete per il gol del 4-1 del futsal Bissuola. Si prende il pallone e se lo vuole portare a casa Alvise Tenderini, Nalesso lo scambio per Asai, in mezzo la risposta ancora di Bastini, in mezzo per Asai che si divora di questa sfida, Tenderini ribattuto, ancora il tiro
e la cinquina arriva in questo momento con il gol del numero 8 Giacomo Ortolan. Guidolin per Leo Senna, Molin, Tenderini, Meo a calibrare il tiro che finisce laddove non c'è nessuno, che va a fare sportellate e poi il pallone recuperato con il gol da casa sua, la doppietta a far vedere la sua presenza ancora Guidolin Molin, e poi arriva Leo Senna al quarto tentativo con Molin a terra. Chia intanto sul fondo per Boscolo, sul secondo palo gonfia la rete e sale sull'otto volante, con la sirena che va a decretare la fine di questa seconda giornata di campionato, con la roboante larga vittoria del Futsal Bissuola di mister Nicola Vamos Paglianti, che espugna la Belbotea Arena con un pesantissimo 8-2. Primo tempo equilibrato, combattuto, poi nella ripresa il Bissuola ha avuto qualcosa in più. Stefano Testoni vi dà appuntamento tra un paio di settimane per la prossima sfida casalinga. Ovviamente il ringraziamento ad Andrea Di Giambattista di Futsal Veneto TV. Queste in campo invece sono Futsal Bissuola con un gran sorriso e i ragazzi con il broncio del team Giorgione che salutano il pubblico presente dal vostro test. Appuntamento alla prossima, ciao ragazzi, viva il futsal!